io sono Fiammetta, ho studiato beni culturali, conservazione dei beni culturali a Ravenna, che fa parte sempre dell'Università di Bologna, per 3 anni. Poi mi sono trasferita all'Accademia di Brera a Milano e ho studiato comunicazione espositiva. Dopo questi studi sono tornata a Cagliari e ho provato a cercare lavoro qui e sono andata a Ussana, dove ho lavorato per 1 anno all'Associazione Culturale Campi d'Arte. Io sono Ilaria, ho studiato architettura qua a Cagliari in triennale, ho iniziato qua il mio percorso e poi mi sono trasferita in Spagna, ho finito là l'ultimo anno e poi sono andata a Venezia a fare arti visive. E sono tornata qua anch'io come lei circa ormai 2 anni fa e ho lavorato da Giorgio a Campi d'Arte e niente, lì che poi ci siamo incontrate. Ecco. Ci siamo incontrate a Campi d'Arte, che è un'associazione culturale che sta ad Ussana, una realtà molto grande, molto ibrida, dove ci sono molteplici cose, laboratori, eventi d'arte, insomma. E lì in realtà ci siamo incontrate per caso. Io sono andata lì a dipingere un giorno d'agosto, a dipingere i muri del primo capannone, e invece Fiammetta è arrivata là perché ha mandato un curriculum a Giorgio e quindi hanno fatto un incontro e niente, quindi Giorgio ci ha detto vabbè ragazze, siete entrambe qua, ma sì, se mi volete dare una mano facciamo un po' di cose, rimettiamo in sesto un capannone per fare uno spazio espositivo e quindi siamo rimaste là 6 mesi, 7 mesi, abbiamo lavorato quasi tutti i giorni lì e poi niente, ci siamo dette vabbè, cosa facciamo qualcosa di nostro. Cultina è nato 1 anno fa, tra una cosa e l'altra. Dopo che abbiamo finito di lavorare da Giorgio abbiamo detto proviamo a fare qualcosa insieme e diciamo che il lockdown ci è un po' servito perché è stato il momento di brainstorming principale e volevamo realizzare uno spazio che fosse uno spazio ibrido che accogliesse i creativi e gli artisti e che potesse essere uno spazio di lavoro ma anche uno spazio di incontro, quindi utile anche per la comunità. Quindi tra varie chiacchierate anche con tante persone abbiamo dato forma poi a questo progetto. Cultina è uno spazio di produzione artistica e anche uno spazio di lavoro dove ci saranno delle postazioni dedicate e un laboratorio vero e proprio che sarà dedicato alla stampa artigianale, quindi alla serigrafia, all'incisione, alla legatoria, quindi alla rilegatura di libri e poi uno spazio dedicato al laboratorio digitale. Ci sarà poi una sala riunioni quindi dedicata alle associazioni oppure a gruppi o gruppi di architetti che vogliono lavorare insieme in un unico spazio e poi una sala eventi. Noi vorremmo appunto curare le mostre dei ragazzi che vengono a lavorare da noi, ecco. E quindi una sala sarà dedicata interamente a questo e ci sarà anche un piccolo teatro dove verranno fatte le proiezioni, degli incontri, dei workshop. Entrambe abbiamo in parte o totalmente studiato fuori nelle più grosse città quando si parla di arte solitamente c'è un'Accademia di Belle Arti che per carità ovviamente noi non siamo un luogo di formazione universitaria, però è comunque un luogo dove gli artisti creativi si possono incontrare, hanno spazio a disposizione, hanno la possibilità di confrontarsi e di lavorare mentre si stanno formando. A Cagliari purtroppo un'accademia vera e propria di belle arti manca, c'è un'accademia a Lazzaretto, però non funziona come un'accademia vera e propria. E quindi avendo entrambe seguito 2 percorsi di curatela d'arte e volendo entrambe lavorare comunque a contatto con gli artisti, abbiamo cercato di capire che tipo di spazio aprire. Solo uno spazio espositivo forse non funzionava perché mancava appunto tutta questa parte di lavoro e produzione in condivisione. E quindi abbiamo pensato perché non aprire uno spazio che si rivolge ovviamente a creativi e ad artisti ad ampio spettro, ovviamente questa definizione è giusto per comodità che la utilizziamo e quindi abbiamo pensato appunto di mettere a disposizione delle postazioni lasciamo, quindi in realtà non sono delle scrivanie, sono dei veri e propri banchi, un laboratorio dove poter fare produzione assieme a questo anche una sala dove poter fare degli incontri, degli eventi, ma anche fare appunto mostre, eccetera. Quindi un po' questo è racchiudere meglio che rinchiudere dentro lo stesso spazio, l'intero processo creativo, ecco, dall'ideazione fino all'esposizione finale dell'opera.
fatto una ricerca di mercato sia a livello regionale che nazionale che in realtà internazionale. Diciamo che allora, nell'isola esistono dei contesti simili però non proprio identici a Cultina, invece in realtà per quanto riguarda a livello nazionale ci ispiriamo a Toolbox a Torino, che è uno spazio ibrido, in realtà è uno spazio di coworking dove all'interno ci sono dei luoghi dedicati. Noi ci ispiriamo soprattutto al Print Club, che è uno spazio dedicato appunto alla stampa artigianale, e quindi anche questo è uno spazio di lavoro ma anche uno spazio di produzione e di incontro. C'è anche Checkpoint Charlie a Bologna, anche questo è uno spazio di coworking con un'area dedicata alla falegnameria, alla ceramica, insomma alla produzione artistica in questo caso ad ampio spettro. E poi per quanto riguarda il contesto internazionale ci stiamo ispirando soprattutto a Bauer Union, che è uno spazio che si trova a New York. Anche questo è uno spazio ibrido, dove di giorno è uno spazio di produzione, invece la sera i mobili sono fatti in modo tale che possa diventare uno spazio espositivo. Quindi insomma un sogno. Per me innovare è sempre, parlavamo prima, è difficile applicarlo a un campo che non sia quello tecnologico, no? Perché si pensa sempre a un progresso, un avanzamento in termini di tecnologie o programmi. Nel nostro caso, nel mio caso, se penso all'innovazione collegata a Cultina, sicuramente penso a un qualcosa che si cala totalmente dentro un linguaggio contemporaneo. Ed è questo che vorremmo fare dentro Cultina, ecco. Nonostante la produzione sia artigianale e manuale possa trarre in inganno, no? un ritorno ai vecchi tempi, in realtà noi vorremmo che fosse una fucina di idee sperimentali, quindi per me innovare è capire e trasformare o far proprio il linguaggio contemporaneo, ecco. Per me innovare significa modificare una situazione, una condizione, inserendo degli elementi in un particolare contesto che prima non esistevano, quindi per renderlo più semplice e più fruibile anche. Quindi in questo caso noi cerchiamo di migliorare una condizione che è quella del lavoro dell'artista per aiutarlo appunto a lavorare meglio e a produrre e a calarsi appunto nel mondo contemporaneo. Fare rete è una delle caratteristiche che vorremmo apportare all'interno del nostro spazio e pensiamo che sia fondamentale, infatti proprio per questo è uno spazio di coworking, uno spazio di incontro in cui varie persone possono non solo lavorare da sole ma soprattutto contaminarsi tra loro, e questo vorremmo farlo anche a livello macro, ossia con le realtà che ci sono qui cercare di collaborare e non lavorare da sole, ecco. Fare rete a livello internazionale credo sia fondamentale, soprattutto perché la Sardegna è un contesto particolare, è un'isola e spesso noi sardi viviamo quest'isola come un limite e tendiamo spesso e volentieri a portare fuori piuttosto che a portare dentro, quindi anche avere delle contaminazioni a livello internazionale secondo me è importante. Per questo duplice aspetto, cioè va bene avere rapporti con l'esterno, ma è anche bene portare anche dall'esterno qualcosa qua, quindi immettere i progetti e le idee in un circolo, ecco. Secondo me è difficile fare innovazione in generale, non solo in Sardegna, più che altro perché è sempre difficile mettersi in gioco, soprattutto mettersi in gioco in un contesto che non esiste ancora e che stai immaginando solo tu. Questa penso sia la difficoltà maggiore. In Sardegna può essere sia un punto positivo che un punto negativo, perché è un terreno ibrido, un terreno che secondo me ha voglia in questo momento di aprirsi e di generare qualcosa di nuovo, quindi questo può essere positivo e negativo per lo stesso motivo. Ecco. Sarei molto d'accordo con Fiammetta, nel senso che il terreno è fertile, è una terra bellissima con tanto spazio, proprio per il discorso che si faceva prima, del fatto che spesso e volentieri si va fuori, no? Quindi tante menti brillanti vanno via e magari a volte anche non ritornano, se non magari sporadicamente, ecco. Quindi fare innovazione in una terra come la Sardegna ovviamente è un vantaggio perché uno ha tanta carta bianca, allo stesso tempo, come diceva Fiammetta, può essere un'arma a doppio taglio, no? Cioè non avere
qualcuno con cui confrontarsi o delle realtà magari solide già radicate con cui confrontarsi può essere insomma scoraggiante, però non ci scoraggiamo. Mi immagino Pultina un punto di riferimento in qualche modo, non l'unico, ma uno dei punti di riferimento. Me la immagino una realtà molto dinamica, cioè mi immagino Pultina come qualcosa che adesso in realtà non riesco neanche a figurarmi. Spero che questo progetto riesca a prendere delle pieghe totalmente inaspettate, d'altronde nasce per questo, quindi insomma me l'immagino molto diverso da come in realtà lo immagino adesso. Non so bene come, ma sono sicura che dentro ci sarà insomma qualcosa che nessuno si aspettava, magari collaborazioni nate insomma con altre realtà sia locali che non. Un artista dovrebbe venire da noi perché oltre a trovare un luogo di produzione, un luogo dove poter lavorare, c'è soprattutto appunto una rete di artisti o di creativi che lavorano nello stesso settore, quindi per noi è importante creare un luogo, dar vita a un luogo che possa essere un incubatore, però di settore, ecco, specializzato, dove magari appunto ci si possa contaminare, una persona possa insegnare un'altra una diversa tecnica o possano nascere appunto collaborazioni di questo tipo, ecco. Quindi diciamo che la rete è il punto più importante.